Un progetto sportivo che parte da tempo, poi per alcuni anni si è fermato, adesso è ripartito con un nuovo format che sta funzionando molto bene, quindi un evento sportivo sì, ma che aggancia anche il tema della mobilità sostenibile, della prevenzione e della salute. Quindi è un tema che a 360 gradi dove si fa sport, ma ci si diverte anche, si fa relazione, si fa attività e quindi diventa un laboratorio sociale. Oltre a questo c'è anche il tema della beneficenza, perché Via dei Berici supporta Fondazione San Bortolo, che fa un'attività importantissima per le strutture sanitarie del Vicentino. E a livello territoriale diciamo che la Via di Berici è anche un viatico per lanciare e rilanciare le piste ciclabili, la mobilità sostenibile che Regione Veneto sta sostenendo, e anche questo significa mobilità casa-lavoro piuttosto che casa-istituto scolastico, impianti sportivi sostenibile, significa anche viaggiare in bici e quindi prevenzione, salute, e significa anche fare sport, per cui è un viatico per lanciare anche il nostro sistema di piste ciclabili che consentono anche un turismo sostenibile sull'area. Dunque, appuntamento a tutti. Appuntamento a tutti il 4 e 5 ottobre a Vicenza, Parco della Pace e la Via di Berici. Un ciclista, uno sportivo professionista in genere ha una sua valenza quando riesce a fine carriera a tradurre tutto quello che è stato il percorso, e questo percorso è stato un percorso meraviglioso che ha fatto prendere degli spunti e dei segnali per il mondo e per l'Europa, per far capire anche a Vicenza, al Veneto in generale, che l'Europa con molto meno di quello che abbiamo nello stesso Veneto riesce a creare indotto turismo per delle forme che sono, diciamo, noi le chiamiamo ancora non convenzionali. Ebbene, questa Via dei Berici vuole fare da chiave di volta per far prendere coraggio a tutte quelle realtà che ancora vedono il ciclismo come una piccola Cenerentola. Sì, proviamo, andiamo, ma questa bike economy, cosa c'è? Se ne parla tanto. Ebbene, dalla teoria bisogna passare ai fatti. Aver avuto la fortuna di prendere spunto dall'Europa può far prendere lo spunto per far prendere le ali al Veneto. Ricordiamo il suo gruppo di lavoro. Qui con me c'è Ilaria Galtineri, Andrea Cazzola e Giacomo Campiello, c'è Tiziana Sartori, c'è Moreno Mora, Laura Veronese, c'è Marta Grazioli, ma se dovessi nominare tutti dovremmo stare qua fino a domani, perché ci sono almeno in questo momento, e dobbiamo ancora partire, almeno 150 persone che stanno dando anima e corpo 365 giorni all'anno per questa attività. Quest'anno abbiamo deciso di premiare anche il nord del Vicentino con un percorso al sabato molto impegnativo di 120 km per quasi 1800 metri di dislivello, che andrà a conquistare il Novegno con la gravel. Quindi partenza sabato ore 10. Poi invece altre novità, oltre ai percorsi tradizionali lungo, medio e breve della domenica con la gravel, ci sarà un percorso esclusivo con la mountain bike. E poi ovviamente la conferma dei grandissimi e spettacolari ristori nei Colli Iberici.